L'Acragaz è stata inserita regolarmente nel calendario dei campionati regionali. Ieri a Palermo sono stati presentati 4 gironi del calendario di promozione. L'Olimpica Acragaz è stata inserita nel girone A. Il debutto è fissato per domenica prossima, 9 settembre, a Casteltermini. Nelle ultime ore qualche imprenditore si è avvicinato all'operazione, che è stata portata avanti dall'assessore comunale Giovanni Amico, che non ha mai perso la speranza di coinvolgere la forza imprenditoriale locale. Nella Lega Nazionale Dilettanti si speggia un forte ottimismo, perché pur mancando la figura del presidente, la squadra ha ottenuto una buona rassicurazione da parte di sponsors che le consentiranno di affrontare il campionato. La Lega, come afferma Santino Lopresti, ha motivo di ritenere che l'Acragas disputerà regolarmente il campionato. Ci auguriamo infatti che il campionato possa essere affrontato al meglio. L'assessore Giovanni Amico provvederà nelle prossime ore a configurare il programma societario. Si attende adesso chiarimenti sulla nuova situazione societaria. C'è un movimento per completare la rosa dei calciatori ed attesa per la nuova dirigenza.